L'eredità del governo precedente ha lasciato una profonda voragine sui conti. Non c'è un euro per il collegato, non si può approvare senza coperture finanziarie. Questo è in sintesi il significato della lettera che il presidente dell'Assemblea regionale Gianfranco Miccichè ha scritto ai deputati dell'Aula. Oggi ad entrare a gamba tesa nel dibattito politico legato alle coperture finanziarie è il presidente della regione Musumeci, che rivendicando il lavoro del suo governo attacca le opposizioni. Se nel 2015 il governo in carica quell'anno avesse adeguato il bilancio al decreto legislativo 118, quella che è una riforma della contabilità pubblica, oggi non saremmo nelle condizioni in cui siamo. Qualcuno da carnefice vuole farsi vittima, forse, ha affermato il presidente della regione, ho fatto fin troppo il presidente istituzionale. La politica nei momenti di difficoltà deve saper offrire soluzioni e non tentare vergognose speculazioni, mentre ho sentito notizie terroristiche. Stiamo portando avanti un'operazione verità e man mano emergono le responsabilità di tutti. I residui ora accertati, ha aggiunto, non possono essere più spalmati in 30 anni, salvo un nuovo accordo con lo Stato da raggiungere nei prossimi mesi, e c'è un accordo con quelle forze politiche che oggi sparano a zero sul governo. Non c'è un buco, c'è un disavanzo di 7 miliardi e 300 milioni che si è accumulato per una serie di errori compiuti negli ultimi 30 anni o almeno in 30 esercizi finanziari. Poteva questa anomalia essere corretta nel 2015, noi non eravamo al governo quell'anno, lo Stato consentiva di poter in parte pianificare e quindi spalmare quella triste situazione che si era evidenziata, e chi doveva farlo non l'ha fatto. Adesso le responsabilità naturalmente di risanare il bilancio cadono sul mio governo, nel senso che siamo noi chiamati a mettere ordine in una materia che ha registrato responsabilità di almeno 3 decenni, ma non ci sorprende perché stiamo mettendo ordine in tutti gli angoli della masseria. Lavoriamo il 50% del nostro tempo per mettere riparo agli errori del passato e il 50% per affrontare il presente e il futuro. All'incontro con la stampa erano presenti anche il vicepresidente della regione Armao, che ha ricordato che una commissione di studio avrebbe trovato coperture per oltre 1 miliardo che potrebbero essere usate se la Corte dei Conti dovesse riconoscerle. Bologna, il dirigente generale, ha poi chiarito che le coperture devono essere trovate nell'esercizio in corso o nei 3 anni successivi. Ogni euro che impiegheremo per la copertura del disavanzo, ha specificato Bologna, saranno levati alla Regione.